stiamo muovendo dal Marosticense verso il Bassanese. Alla mia destra, lo potete vedere, c'è il bellissimo castello di Marostica, mentre alla mia sinistra lo vediamo, c'è il campanile di Nove. Come potete vedere la superstrada pedemontana in questo tratto corre in trincea. Vi ricordo che complessivamente la superstrada pedemontana veneta ha uno sviluppo di 94 km, questo per quanto riguarda la superstrada in senso stretto. Ai 94 km del nastro d'asfalto della superstrada si devono aggiungere altri 68 km di opere complementari e dunque anche delle complanari, che sono le strade che correranno a lato della superstrada pedemontana veneta. E proprio grazie alle complanari ci muoviamo velocemente in auto lungo il tracciato della superstrada pedemontana veneta fino al tratto bassanese della grande infrastruttura che collegherà il Vicentino con il Trevigiano, l'autostrada A4 con la A27. Con ogni probabilità questa parte di superstrada sarà aperta già tra pochi mesi, in autunno. D'altro canto i lavori sono a buon punto, il ponte sul fiume Brenta completato, il cantiere nei pressi del casello Bassano Ovest in piena attività. Eccoci arrivati a Bassano del Grappa, siamo all'altezza del grande casello sulla superstrada pedemontana veneta. Anche qui i lavori sono a buon punto, non c'è ancora l'asfalto, ma insomma i caselli sono praticamente quasi terminati. A Bassano del Grappa c'è anche il grande centro direzionale di superstrada pedemontana veneta che è già operativo. Eccoci giunti nel nostro viaggio alla rotatoria di via Cadolfin, aperta solo di recente nelle 4 direzioni di marcia. Ci avvicineremo quindi alla seconda rotatoria, quella con la strada statale 47, che è diventato un punto critico in questo momento della viabilità bassanese. In effetti sulla strada statale 47 converge il traffico proveniente da Trento e Vicenza, ma anche quello in arrivo da Padova e Bassano, con il traffico nella direttrice est-ovest spostato sulle 2 complanari. Proseguiamo quindi verso il casello Bassano Est. Qui le opere sono indietro rispetto a quanto abbiamo visto lungo i cantieri della superstrada da Breganze a Rosà. E allora non ci resta che allungarci nel nostro viaggio verso la parte trevigiana del tracciato per un sopralluogo che porti a verificare lo stato dei lavori.